vedere i Pink Floyd, andiamo a vedere i Pink Floyd. VIP in barca qui fioi, invita al concerto di Pink Floyd. Navigavo, guaiva, dentro un dirigibile che correva un'ora e mezza di ritardo. Supplemento, lira 8000, perché dentro rapido sto bastardo. Ho tolto dal caffè, una birra, arrivo in mezzo a un gran casino dove c'è il parking e ce andai via, bondi a Porin Tintin. Andiamo a vedere i Pink Floyd, andiamo a vedere i Pink Floyd, andiamo a vedere i Pink Floyd, andiamo a vedere i Pink Floyd. Tempo prima, viaggiando su questa terrone prevolante, in vagone al ristorante e vede sul ponte sti fioi, a Pia che va a vedere i Pink Floyd. Ridevimo e dicevimo ma dove vuoi andare? Sti qua sei proprio a sopai. Oi, andiamo a vedere i Pink Floyd, andiamo a vedere i Pink Floyd, andiamo a vedere i Pink Floyd, andiamo a vedere i Pink Floyd. Persi, andiamo a consolarsi, andiamo al paradiso imbriagarsi. E l'alba, Venezia è piena di gente a tocchi, qui tocchi sui copi. E tanta ma tanta mona, mese roste, mese in coma. Alle 5 del mattina, qui stecchi sui occhi, in mezzo a una calca mai vista. Che faccio il giornalista e che ho scritto solo l'intervista su sto cazzo del concerto di Pink Floyd. Andiamo a vedere i Pink Floyd, 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 andiamo a vedere i Pink Floyd. Siete qui per i Pink Floyd? Risposta! Ritenete giusti i concerti di queste dimensioni proprio a Venezia? Dopo che l'ho gli dato troppo figo, però la gratis, voi tutto tiri? Grazie! Avanti tocco cone dal che andiamo debole. Due tisse con un passo semi strascinato, due tisse semi buone, semi chic, semi vip, semi freak che gridano. Io Venezia la odio. Domanda perché odi Venezia? Perché fa schifo. Domanda perché non te ne sei stata a casa tua? I 5 energumeni assieme alle due tisse mi guardano molto minacciosi e mi fa sapere. Ore 6 e 5 di licenza andando a casa, guardo il sole e rido, fanno piangere. E gente scaturia dice quel salga e non ti vedi che sei uno di chi so fai, che se andai a vedere i Pink Floyd.